in collaborazione con FNP CISL Udine. Buon pomeriggio, prima puntata del nuovo anno di Sportello Pensionati. Intanto gli auguri da tutto lo staff, assolutamente. Ecco, da tutti i volontari dell'FNP CISL. E oggi in rappresentanza appunto dell'FNP CISL di Udine ci sono Fabrizio Bernardis e Roberto Duca. Avete passato bene? Vi siete riposati? Sì. Siete pronti tra influenze, virus vari, Covid? Come siete stati? Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo superato l'ultimo dell'anno e siamo entrati nel 2023. Sì. Entrati nel 2023 sotto quali auspici? Cominciamo da Fabrizio, soprattutto con gli effetti del decreto Giorgetti. Sì. Cominciamo bene, no? Cominciamo bene, direi, perché cosa succede? Col decreto Giorgetti praticamente viene fissato l'indice di perequazione correlato al tasso di inflazione, che è stato quello comunicato dall'Istat, al 7,3%. Da qui si è passati poi con la manovra con la legge di bilancio a stabilire tutta una serie di criteri per applicare questo indice di perequazione. E con dei criteri che sono stati diversi, sono diversi rispetto al passato. Ci sono state diverse discussioni e diverse vicissitudini. Si è deciso praticamente di individuare delle fasce di attribuzione che vanno da un'attribuzione del 100% fino al 32%, e già qui c'è una piccola criticità che magari se dopo... in che cosa consiste? Anzi, la chiarisco subito questa criticità, che questa indicizzazione per fasce molti ritengono non sia equa, nel senso che va praticamente a incidere sulle pensioni per le quali sono stati pagati dei contributi, cioè io ho una pensione alta, ma per avere la pensione alta ho pagato dei contributi e mi vedo applicato questo indice in misura assai bassa, cioè addirittura qualcuno al 32%. Per cui questo aspetto qua sicuramente crea, come dire, crea delle criticità, no? Perché potrebbe essere che uno che è a cavallo della forcella, se nella forcella immediatamente inferiore si ritrova applicato un 85%, io nella forcella immediatamente superiore ho il 53%, cioè cosa vuol dire? Io ho il 1009, no? Io ho 1900, percepisco, e mi danno l'85% di aumento. Se la forcella è 2000 o 2100, prendo il 53. Si corre il rischio che chi ha pagato meno contributi di me prenda più pensione. Naturalmente sono dei casi limite, ma certamente creano un problema di equità che ha creato parecchio scontento e anche proteste da parte dei sindacati, eccetera, eccetera. Ci sarà parecchio da lavorare su questo e su altre cose. Per una differenza di 10 euro, d'altra parte se ci sono le fasce... No, è proprio il sistema, no? Perché mentre, non so, per gli scaglioni di IRPEF si va fino a 15.000 euro, c'è il 23, da 15 a 28, eccetera. Cioè, ognuno paga, ma si paga a scaglioni, no? È crescente ma a scaglioni. In questo caso è per fasce, quindi non c'è lo scaglione. Io che ho 4 volte o da 4 a 5 volte il minimo di pensione, mi ritrovo applicata un prelievo fisso, in poche parole. Ecco, qualcuno, questo è stato fatto, si è detto anche, no, che hanno cercato si è cercato un po' di ripianare i problemi economici, no, delle risorse finanziarie del Paese anche con le pensioni. Ecco, comunque, detto questo, dicevo, sono state individuate queste fasce e con degli interventi transitori particolari che sono riservati alle pensioni cosiddette minime. Sì. E intanto di quale minimo parliamo? Del minimo assestato 2022, cioè 525,38 euro. Allora, stiamo sempre parlando di lordi quando si parla di tetto, quindi si parla di minimo lordo. Ecco. Chi ha una pensione al lordo che è pari a 525,38 oppure di meno nel 2022, si vede applicato in via transitoria solo per il 2023
un ulteriore 1,5% in più. Cosa vuol dire? Non sarà di 7,3 ma sarà di 8,9 l'aumento. In più, per gli ultra 75 anni si applica addirittura un 6,4% in più, quindi non sarà, praticamente si raddoppia il 7,3% e si arriva ai famosi 600 euro. Quindi il minimo ufficiale 2023 è di 563 euro, cioè 525,38 più il 7,3, cioè il 100% più il 7,3. Il minimo in paga, in cedolino, sarà 572, per gli over 75 sarà 600. Ecco, Queste misure... Posso aggiungere un attimo per stemperare un attimo, no, l'ambiente? Una curiosità da Roberto Duca, cosa ti sono capitati in ufficio? Sì, la gente ecco, proprio... Stemperiamo un attimo, il no? giorno di paga, diciamo così, il 3, l'INPS paga naturalmente la pensione il 3 gennaio. Alle 10 in punto è entrato un signore e ha chiesto che... Il 3 gennaio? 3 gennaio. Ha chiesto che ha avuto l'aumento della pensione lui, ma la moglie no. E allora abbiamo fatto quelle classiche domande che si fanno bene, sua moglie che tipo di pensione ha, lui dice per lavoro dipendente, 400 euro, dico, boh, c'è qualcosa che non va, ha un cedolino, ha qualcosa, quindi la gente, a prescindere dalla, diciamo così, ha tante aspettative, ha tante aspettative, se mi permettete, sono aspettative anche che, diciamo, che la gente era da tempo che attendeva, però ci sono delle discontinuità e delle, come si può dire, cose che non sono state gestite correttamente, almeno a mio avviso, per quanto riguarda le pensioni minime e quelle più basse. Sono d'accordo nell'aiutare quelli che sono, diciamo, che non se la cavano bene, però bisogna distinguere. Bisogna fare un distinguo. Sì, perché ci sono persone che prendono pensioni basse, non faccio il nome di chi sono, che hanno fatto la scelta proprio di fare quel tipo di pensione, hanno altre pensioni integrative fatte con assicurazioni, qualcuno ha anche la barca o l'appartamento a Lignano e deve essere aiutato da chi? Da quelli che prendono più di lui sicuramente, ma che hanno una vita diversa dalla sua. Quindi capitano anche, ti capitano anche questi... Sono un po' polemico stasera da quel punto di vista. Io ho detto stemperiamo l'ambiente, sono un po' polemico. Convinta di... Però invece... dico, esempio, se la signora ha scelto il part-time perché aveva 2 figli, quella secondo me è da premiare, si dà in più la pensione, perché lo ha fatto per uno scopo, per qualcosa, per la famiglia, ma non per divertimenti, non va bene. Le scelte fatte attraverso i tecnici, che sono tu sai bene, no? Tu i commercialisti e quant'altro, i tecnici, poi si risolve in altre maniere, in altre cose. Mi fermo lì che è meglio perché ci sarebbero altri risvolti dopo, che è meglio evitare al momento, visto che siamo una trasmissione non di polemica, servizio. Di servizio, quindi mi fermo. Beh, però ogni tanto la polemica ci sta anche bene. L'input l'ho dato. Ecco, l'input l'hai dato. Quindi persone che vengono lì e giustamente dicono, adesso per andare avanti nel discorso, purtroppo non hanno una busta paga, il prospetto paga della pensione, quindi è difficile capire il perché non è stato dato, oppure magari perché è stato, diciamo, tolto da altre cose. Bisognerebbe avere questo pezzo di carta per dire, e poi da lì partire per capire cosa è successo e per capire anche e soprattutto che pensione è, perché se una pensione, come dicevamo prima io e Fabrizio fuori, cristallizzata, non avrà l'aumento, quindi bisogna capire perché è stata cristallizzata. Quindi sono meccanismi non automatici, quello che la gente purtroppo invece attende è che sia ecco, ma generalizzata. Qui sta il nocciolo della questione, effettivamente, come si sono presentati da te subito, no, il 3 di gennaio, vuol dire, sta a significare quanto siano alte le aspettative, no? Perché dopo aver parlato a lungo, ci sono questi aumenti, non ci sono di una certa entità, poi torna a calcolarli,
come diceva Liliana la scorsa settimana, che lei ormai si rifiuta di fare i calcoli corretti perché ha preso in mano 50 pagine non so quante volte, allora finché non ci sono i dati certi conviene magari un attimo aspettare. Allora, ma abbiamo sbagliato noi in trasmissione a dare le notizie prima che fossero certe? Non è che abbiamo sbagliato, è che sono intervenuti in maniera articolata e voglio dire in maniera pesante è una parola eccessiva, ma sicuramente hanno inciso parecchio, no, sul sistema. Sì, perché prima è stato detto una cosa, poi dobbiamo anche ricordare, dobbiamo anche tenere presente che queste modalità, cioè queste fasce, quindi questa graduazione, diciamo così, durerà 2 anni, cioè non è prevista solo per il 2023, ma anche per il 2024, salvo essere modificata. Bisogna tenere presente anche che quell'indice lì del 7,3 è un indice provvisorio, perché se ci ricordiamo, anche l'anno scorso abbiamo avuto l'1,7 che poi è diventato l'1,9 e abbiamo avuto quel 0,2 di conguaglio, non so se non mi ricordo bene se a settembre-ottobre. Sì. Altro problemino è, se ci ricordiamo... Per la tazzina di caffè? È che il governo Draghi cosa ha fatto? No? Mi pare da ottobre ci ha dato un anticipo del 2% proprio sulla perequazione, per redditi fino a 35.000 euro, cioè fino a pensioni lorde mensili di 2.692, qualche cosa. Questa anticipazione adesso verrà assorbita, cioè non è che, per cui se io vado a vedere il cedolino mio, c'è un altro problema del quale parlerò, ma come mai non ho il 53 piuttosto che l'85, no? Ma vedo che ho l'83, oppure il 51. Attenzione perché che il 2%... c'è già a monte... È stato anticipato. È stato già anticipato. È stato già anticipato, quindi bisognerà tener conto anche di questo, bisognerà tener conto di quale sarà il valore stabilito definitivamente a novembre dell'Istat, per cui può darsi che avremo dei conguagli, con l'inflazione reale, si sente dire, non voglio esagerare, tipo 11%, facciamo un po' di conti, no? Quindi ci rendiamo anche conto che ha dei costi altissimi questo sistema, per cui trovare le risorse... bisognerà in qualche modo agire su altre leve, non so quali, è compito del governo, come ha detto il nostro segretario Sbarra, a trovare le risorse, per cui non è compito nostro, insomma, trovarle. In tutto questo mi rendo conto che è abbastanza complicato il sistema, ma che cosa succede poi? Torno a dire, l'INPS cosa fa? Applica le norme previdenziali, no? Le modalità, e le illustra con una circolare di fine anno, che quest'anno ha pubblicato il 22, no? E l'INPS cosa praticamente dice in questa circolare? Io non lo so, cioè so che c'è il decreto Giorgetti che dice il 7,3%, no? So che praticamente sarà applicato al 100% fino alle pensioni che hanno 4 volte il minimo, per cui io a gennaio potrò liquidare quello. Il resto aspetterò, e difatti si sente in giro dire che, in giro sulla stampa, sulle notizie, eccetera, eccetera, sugli organi di comunicazione ufficiale, che praticamente l'aumento lo riceveremo più avanti, non so, febbraio-marzo, quando l'INPS sarà in grado di fare tutti questi piccoli conticini ai quali ho appena fatto cenno e che sono di una certa complicanza, insomma, ecco. Ci vediamo fra poco, rimanete con noi. Eccoci nuovamente in studio, mi sono dimenticata di dare là alle telefonate 0432 57 3517 per chi vuole parlare con i nostri esperti. Intanto cominciano ad arrivare sms e comunque se volete inviarli vedete il numero in sovrimpressione al 351 570 5687. Sulla domanda di invalidità civile per accompagnatoria, come deve essere scritto per essere accettata, e anche sul 104 come deve essere scritto? Chi dà la risposta? Roberto? Fabrizio? A voi? No, secondo me, a prescindere che deve essere redatto già la domanda attraverso il medico di base, il medico di famiglia, poi si rivolge al patronato che hanno gli stampati già pronti
con le diciture corrette. Sì, quindi non devi fare altro che completare, insomma, che compilare. La non è il problema è medico di base, documentazione che c'ha, fa andare avanti, ricordarsi di chiedere questo e quello, come diceva prima il mio collega, quindi invalidità è 104 e poi per i permessi per chi dovrà assisterlo e quant'altro, e poi tutto quello che ne concerne il regolamento con l'aspettativa e tutte queste cose qua per quelli che sono i più gravi. Questo è quello che devono innanzitutto fare, poi attendere la visita e poi il giudizio della commissione. Sono un pensionato residente in Friuli Venezia Giulia, ho 2 pensioni, una italiana di 450 euro e una svizzera di 700 euro. Ho diritto all'aumento della pensione italiana a 600 euro oppure viene accumulata a quella svizzera? No, viene accumulata e quindi l'aumento sarà legato al cumulo. E quindi non ci sono possibilità? No. Gli viene applicata sul cumulo, no? Sul cumulo? Sul cumulo. Sì, la percentuale, cioè il fatto il cumulo delle 2 pensioni, viene applicata la percentuale. Poi la percentuale è l'aliquota giusta, no? E comunque sono 400 e 700. Parla di netto o di lordo? Di netto. Loro purtroppo parlano di netto perché si parla sempre arriva, di netto, ma bisognerebbe parlare loro, di lordo. non no? Qua dice 450 euro per quella italiana e svizzera 700 euro, però non scrive. Nette, saranno nette, quindi... Ma è facile che se lordo anche o l'100 o l'85 di sicuro, no? Adesso fare i conti qua al volo un po', su cifre che non sono certe. Poi bisogna vedere in base al reddito. In base al reddito e tutto, no? E quindi parliamo di novità per quanto riguarda... Allora sì, parliamo di organizzazione. Perché l'organizzazione? Perché FNP so che nel 2023 l'FNP sta facendo investimenti, no? Abbiamo iniziato già nel 2022 con un po' di cose e piano piano stiamo arrivando adesso a risolvere e a trovare soluzioni sul territorio che siano più vicine possibili ai nostri iscritti. Apriamo col 9 una sede nuova a Rivignano, proprio di fronte alla chiesa, al Duomo. Ci sono già state messe le bandiere e quant'altro, comunque è pronto. Poi faremo anche in data da destinarsi anche l'inaugurazione. Naturalmente inviteremo il sindaco e il prete del paese e un po' di personaggi adesso e questo è quanto. Poi abbiamo altre cose, però sono... Ma volontari ne trovate ancora? Si ingrossano le fila dell'FNP o è difficile trovare? Dipende dai territori. Siccome noi abbiamo questi 5 territori, sono Cividalese e Manzanese, Cervignano e Palmanova, San Giorgio, Palazzolo e Latisana, adesso anche Rivignano, perché è sempre nello stesso territorio, Mortegliano, si chiama così, Codroipo, Mortegliano, in zone limitrofe, e Udine. No? Quello che da pensionato, da pensione privata, quello che mi ha fatto un po' rimanere così è il fatto che ci siano poche persone, per quanto mi riguarda me, che erano attivi nel sindacato dei dipendenti privati e ci sono poche di quelle persone che una volta che hanno terminato a fare i delegati scappano via e non si vedono più nel sindacato. Gente anche preparata, gente che potrebbe seguire tranquillamente e invece trovi quelli del pubblico impiego e per fortuna che ci sono, poste, adesso non è più pubblica ma comunque poste, uffici vari della sanità e quant'altro, per fortuna che ci sono queste persone forse anche più portate al back office, no? Al fatto che la persona entra, parla, vede, discute, vuole sapere l'informazione, probabilmente sono più preparate da quel punto di vista che non dal punto di vista, diciamo, formale di chi seguiva in azienda come delegato, aveva gli incontri e quant'altro, che ha nozioni secondo me di un certo livello e potrebbero essere molto 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 utili a proseguire. Sì, sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono una signora di Premariacco. Sì. Vorrei sapere com'è la storia di Opzione Donna, che dicevano i figli. Certo. Infatti, guardi, avevamo proprio l'argomento in scaletta,
ne discutevamo proprio mentre c'era la pubblicità, abbiamo detto non possiamo non parlare anche questa sera di opzione donna, perché è ancora tutto per aria, però si pensa che ci siano delle soluzioni ancora più stringenti rispetto a quelle che hanno posto adesso, sì, bisogna vedere. Quindi al momento le cose come stanno per opzione donna? Abbiamo detto, no? Le persone che l'opzione donna è stata rinnovata, naturalmente adesso usciranno quelle che hanno raggiunto i requisiti del 2022 e quindi andranno fuori nel 2023 e quant'altro. Chi invece maturerà nel 2023 dovrà attendere l'anno dopo, no? E quindi vedere se ci sarà anche il rinnovo dell'opzione donna e quant'altro. Sì, però la questione è del 2022, perché tu devi avere raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre appunto del 2022. Sì. Quindi uno che pensava magari di uscire quest'anno con opzione donna perché aveva maturato... O matura fra qualche mese. No, o perlomeno maturato i requisiti entro il 31, e invece si è visto cambiare le carte in tavola. Comunque quello è il vincolo, è quello, quindi non c'è alternativa. Poi abbiamo visto che comunque hanno già stretto rispetto alla precedente, no? Ecco, bisogna avere l'età, bisogna avere... Ricordiamo un attimo anche alla signora che ci chiama. Due figli o zero figli, quindi chi ha 2 figli esce 2 anni prima, cioè esce con 2 anni in meno, diciamo a 58 anni, chi ha un figlio a 59 e chi non ha a 60 con 35, no, abbiamo detto, no? Io facevo conto, no? Sì. Ho 2 figli, ho 3 figli, no? Però devo dirle una cosa, io ho 31 anni e mezzo di contributi, però volevo sapere, a me conviene aspettare di vecchiaia, ma volevo sapere se viene a perdere qualcosa facendo questa opzione. Signora, se lei ha una pensione che non sia contributiva perché è da tanti anni che lavora e comunque, quindi potrebbe anche essere retributiva e contributiva, con opzione donna passa tutto a contributivo con una notevole perdita della pensione. Allora mi conviene aspettare. Io, guardi, non posso essere più chiaro qui in televisione perché abbiamo i tempi limitati e non conosciamo bene la sostanza. Sì, comunque mi conviene aspettare. Però secondo me, signora, l'opzione donna, io a più di qualcuno ho dato il mio non consenso a farla. Ecco, bene, molto gentile. Ecco, tra l'altro anche Fabrizio, no, ha fatto un calcolo, o perlomeno ha visto una notizia. Quante donne potranno usufruire? Almeno da quello che si è letto sulla stampa, la platea delle beneficiarie è ridotto a circa 3.000 unità. Insomma, in tutta Italia? Sì, anche perché purtroppo, no, la premessa per poter fruire dell'opzione donna non sono solo i vincoli di età, no, i requisiti di età, figli e contributi, ma ci sono 3 condizioni che sono, come dire, preliminari, che sono una invalidità superiore al 74%, assistere un parente convivente a casa che sia affetto da handicap grave da almeno 6 mesi, oppure essere, diciamo così, sulla porta del licenziamento. Ecco, per cui prima ci sono queste 3 condizioni, dopodiché se sono in queste 3 e in più ho 35 anni di contributi e 60, 59, 58 con figli, posso accedere. Tutto questo va maturato, come bene ha detto il mio collega Roberto, entro il 31/12/2022. Bisogna sperare che nel 2023 cambino le condizioni. Ecco perché il sindacato pensionati deve lavorare e quali sono tanti gli obiettivi che dovremo affrontare e per i quali lottare nel 2023. Difatti sta lottando. Sì. Speriamo di avere dei risultati, no? Perché noi ci diamo da fare. Dopo, adesso abbiamo gli incontri, dillo, il 19. Il 19 è previsto un incontro? Sono previsti incontri? Sì, sono previsti dei tavoli di confronto proprio anche sulla riforma in generale. No? Perché c'era questa grande aspettativa, ma anche una promessa un po' preelettorale, come si sa, ma insomma si sa che le promesse elettorali in generale, da qualsiasi parte provengono, poi sono di difficile applicazione. Comunque l'obiettivo era... Le intenzioni sono buone, perché le intenzioni sono sempre diciamo buone. che il Ministro ha dichiarato disponibilità, bisogna vedere come, quando e perché, no? Perché si parlava della famosa quota 41, no? Quindi di eliminare del tutto il problema Fornero
Però bisogna, insomma, e poi però ci sono anche queste cose, perché quest'anno in realtà la flessibilità, le possibilità di flessibilità in uscita sono diminuite praticamente, no? Perché l'opzione donna, no? Si è restretto, è come se il vestito si fosse ristretto addosso. Sì. Quota 102 è diventata quota 103, con una limitazione di 2.800 euro al mese. Sì, con tutta una serie di... abbiamo alzato il livello di età, siamo arrivati quasi al limite per la pensione anticipata, cioè una donna per uscire con quota 103 praticamente va via 10 mesi prima della pensione. In più c'è la finestra. Quindi conviene, conviene aspettare il momento. Difatti anche qua la platea dei possibili beneficiari, 50.000 in tutta Italia. Quindi abbiamo ridotto di parecchio la capacità piuttosto che aumentare, non dico arrivare a 41, ma anche le opzioni per andare via prima in pensione si sono un po' abbastanza ristrette. Resta l'APE Social così com'è, che è abbastanza, come dire, vasta perché comprende una categoria di lavori gravosi che da 15 sono passati a 23. Ma anche qua abbiamo la tagliola dei 1.500 euro, cioè non è una pensione l'APE Social, è una indennità di accompagnamento. A proposito, chi percepisce indennità da APE Social non ha diritto a perequazione, esclusa, purtroppo, perché non è considerata pensione. Non è considerata pensione. Ci facciamo un'altra piccola pausa, ci ritroviamo qui in studio tra qualche istante e ringraziamo anche la signora che ha chiamato da Premariacco, la salutiamo. Ci vediamo fra poco, rimanete con noi. Eccoci qua e nel frattempo siamo dibattito, fermento. Signor Roberto da Pordenone, volevo porre un quesito. Come funziona il nuovo piano del governo per la pensione, e cioè 41 anni di contributi e senza limiti di età? E abbiamo anche una telefonata in linea. Bene. Che cosa facciamo? Velocemente possiamo rispondere sul veloce piano del governo questa e poi dei 41. sentiamo subito la telefonata. Diciamo che allora è stata una proposta che si è sentita tempo addietro ed è una proposta sulla quale anche il sindacato sta lavorando e sta insistendo. Non esiste un piano di pensionamento a 41 anni, esiste un tavolo, esiste un problema di pensionamento a 41 anni perché esiste un problema di superamento della Fornero, quindi non abbiamo un piano, è per adesso un obiettivo che andrà verificato, torno a dire, già questo mese partono dei tavoli di confronto, speriamo. È che è corta la coperta, no? È corta la coperta. Speriamo che si riesca a portare a casa qualcosa. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, Lucio da Udine. Prego. Una cortesia, allora io praticamente momentaneamente sono un artigiano, però ho già i 42 anni di contributi. Faccio i 62 anni di età ad aprile, quindi posso usufruire della 103? 40? No, della 103, sì, assolutamente sì. Deve avere la combinazione, sì, no? Sì, 41 assolutamente anni, sì. 62 ce la fa tranquillamente. Lui sì. Ecco, l'altra domanda è quanto tempo prima devo fare la richiesta per la pensione per sapere anche quanto prenderò? Insomma. Allora, verificare quanto si prende, bisogna andare a un patronato. Sì. Attenzione che c'è un massimo per la quota 103, che è di 2.800 euro lordi al mese, quindi bisogna capire il reddito qual è, bisogna andare a vedere, cioè bisogna andare a un patronato al quale lei... Sì, certo. Ecco, patronato per farsi fare un 4 conti e capire un attimino quanto, diciamo così, si viene a guadagnare e quanto eventualmente si rimette per aspettare. Lei ha già 42 anni, mi dice, no? Sì. Quindi va via 42 anni, 10 mesi con la pensione anticipata. Per decidere... Ecco, mi conviene o mi conviene aspettare la Fornero? Ecco, bravo. Allora, lì bisogna proprio andare a fare 4 conti, no? Per vedere se quei 10 mesi in più, che a lei tutto sommato, se è in salute, non è che costino molto, tuttavia le possono portare un vantaggio, perché poi se avrà la fortuna di vivere, no? E quindi di godere la pensione per altri 20 anni, come le auguro sinceramente, magari quei 10 mesi lì fossero anche 15 euro, voglio dire, poi perequati possono dare un risultato. Bisogna andare a vedere. Comunque, quando fare? Allora lei, quando è prossimo
alla scadenza al compleanno praticamente si rivolge a un patronato perché matura i requisiti e fa la domanda, insomma. Deve aver maturato. Non posso fare prima la domanda per sapere almeno cosa mi darebbero con il 103? Questo può farlo tranquillamente, perché quella è consulenza che qualsiasi patronato è in grado di dare. Ah, ok. Perfetto, va bene. Grazie, buonasera, grazie per aver chiamato. Sono Silvana, prendevo la minima che era di 525 euro. Credevo di prendere con l'aumento appunto 571 euro, invece ho preso 564 euro. 571, quindi 500, lei ne ha presi 571, 72, e qualche cosa. Può darsi che abbia avuto un conguaglio. Mia vedere, prime domande da fare a queste persone è: ha lo SPID per entrare nel portale dell'INPS e scaricare il cedolino? Il cedolino, lì si vede cosa è successo. È iscritta, in questo caso alla CISL, venga da noi, che noi abbiamo la possibilità per gli iscritti di poter fare lo scaricamento del cedolino su mandato specifico suo, con un documento e con l'importo netto corretto del mese precedente. Qui c'è una domanda che appunto non lo so, vediamo se mi aiutate voi. Se io non posso avere il TFR, perché devo pagare le tasse? Oddio. Che non può avere, bisogna capire perché, infatti, perché non può avere il TFR. Appunto, bisogna capire perché. È una lavoratrice dipendente privata o pubblica? No, qui non specifica. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Sì, ecco, sono Elvira. Pronto, buonasera signora Elvira. Da dove? Senti, guarda, siete simpatici, anche se almeno dite la verità, dai. Allora, ascolti, io ho questo problema. Sì. Mio marito è morto 5 anni fa, io prendo la mia pensione minima di mio lavoro e più prendo riversabilità di mio marito, quindi in tutto 929 euro. Sono andata a prendere la pensione oggi e ho visto che erano 10 euro di meno. Io ho diritto perché mi hanno detto che si può separare le due pensioni, quindi si arriva a 600 e 600, è vero questo? Francamente la separazione non capisco, tra l'altro a quale scopo? Allora signora, il mese di gennaio, cosa succede di nuovo? Cosa si fa a gennaio? Cosa si vede nel cedolino? Purtroppo rispetto al mese di dicembre ci sono le addizionali, sia comunale che regionale, per cui di norma, se non c'è stato un aumento, rispetto a dicembre si prende un po' di meno. In più ci potrebbero essere dei conguagli di fine d'anno di IRPEF dovuta, che vengono fatti sulla pensione del mese di gennaio. Ecco, questo è il problema. Lei comunque ha 2 pensioni e riceverà la perequazione sul cumulo. Quindi tranquilla, non l'avrà ancora ricevuta perché, come ripeto, l'INPS non ha ancora liquidato, siccome non è ancora pronto per fare tutti i conti, eccetera, eccetera, per cui non possiamo dire in base a quello che abbiamo percepito a gennaio che quello sarà quello che percepiremo sempre nel corso dell'anno. Dobbiamo avere ancora un momento di pazienza e vedrà. Io volevo solo sentire questo, perché mi piace dire la verità. Ecco, perché allora io con questo totale di 929 euro ho diritto certo che ha diritto. Come si dice, ho diritto a avere l'aumento o no? Ha diritto ad avere l'aumento, certamente, signora. E quanto sarà? Non lo sa. Signora, faccia uno sforzo ancora. Lei ha lo SPID? No. Ha tutta mia figlia che non è abita a Udine. Ok. Però sua figlia probabilmente, dico io, potrebbe vedere la sua posizione su mandato suo. Quindi scarichi... No, perché io ho telefonato a quelli dell'INPS, no? Sa che risponde, bisogna fissare l'appuntamento, eccetera. Sì. E mi ha detto, signora, se lei ha 2 pensioni, scorporando le 2 ha diritto agli aumenti. È così? Sì, ma non si scorpora la pensione. Aumenteranno 10 euro, insomma. Sì. No, ma non credo che si scorporino le pensioni. Non può scorporare. Poi è una novità. Forse non vi siete capiti bene, forse la domanda... Signora, magari un saltino al patronato.
Io Com'è? fossi in lei, un saltino al È la patronato. cosa migliore. Se io fossi in lei lo farei. Sì. Di dov'è la signora? È di Udine, no? La signora Elvira. No, no, sono di Spilimbergo. Ah, di Spilimbergo. boh, in una Vabbè, ma sede c'è- del No, caffè. il problema è, cioè, dobbiamo capire, se si tratta di integrazione al minimo, allora viene... La mia sì, quella di mio marito prendo il resto, insomma in tutto prendo 929 euro. Sì, perché l'integrazione al minimo cade su una pensione sola, ma qua stiamo parlando di perequazione, signora. Cioè, e quindi va Non di su integrazione al minimo, entrambe, assolutamente. Come non ho sentito l'ultima parola? Che va su entrambe, va sul cumulo delle pensioni, su tutte e Ah, due. sul cumulo, certo. vede quel ragazzino lì dell'Inps, e ho capito io che non aveva, E che non vi, era non sbagliato. vi siete spiegati Quindi, bene, secondo me. Vada hanno nella- tanto promesso che danno 1.000 euro, cosa mi può capitare? signora- 70 euro. Dobbiamo chiudere, siamo in Non chiusura ascolti di trasmissione. Berlusconi. No, Mi fate i vada. complimenti perché siete belli e bravi. Ecco, come va al patronato. Grazie. Signora, grazie per aver chiamato. Dobbiamo chiudere, abbiamo ancora messaggi. È già finito, c'è il tempo per il telegiornale. niente, Non posso allora. fare altro che salutare Fabrizio Bernardis e Roberto Duca. E grazie alle Grazie a persone voi. che ci hanno telefonato e ci vediamo la prossima settimana. Attendiamo ancora telefonate, ancora messaggi da voi. Ci saranno parecchie telefonate, Tante- penso. Sì. Sì, Alla prossima settimana, 18:15 Arrivederci. mercoledì puntuale, arrivederci. arrivederci, salve. In collaborazione con FNP CISL Udine.